Vi fu un tempo in cui le città murate rappresentavano un universo completo di vita e di difesa. E arrivati ad oggi possiamo renderci conto di quanto conoscere il passato di un territorio rappresenti un aspetto fondamentale per poter parlare del suo presente e cominciare a fantasticare sul suo futuro. Continua il nostro viaggio alla scoperta di tutte quelle fortificazioni che hanno reso grande il nostro territorio e continua proprio dalla città murata di Cittadella. Fondata intorno al XIII secolo, Cittadella sorge su un territorio che vanta una storia ben più antica e che ci riporta ai Romani con le loro opere, di cui nel 148 a.C. la creazione della Via Postumia, intorno alla quale si basò la centurazione del territorio, ma con la caduta dell'impero romano e l'arrivo dei barbari, il terrore e l'abbandono tornano a far da padroni. Solo nel XII e nel XIII secolo è grazie a Padova, che al tempo rappresentava uno dei centri più importanti del Veneto, che si riuscì ad uscire da quella desolazione grazie proprio ad una poderosa spinta espansionistica che si concretizzò nella costruzione strategica della città murata di Cittadella come risposta all'edificazione fortificata di Castelfranco. Nasce così un nuovo borgo fortificato, le cui mura, sostenute da terrapieni ottenuti con materiali di riporto ricavati dalle fosse, da quel momento non avrebbero difeso Cittadella solo da temibili nemici, ma anche da un avversario ineluttabile, silenzioso e altrettanto spietato, il passare del tempo. Ed è così che la cinta muraria di Cittadella, progettata da Benvenuto da Carturo, viene consegnata alla storia con quelle sue caratteristiche che l'avrebbero differenziata per sempre dai suoi stessi minacciosi confinanti. Cittadella, infatti, da subito si distinse in quanto non si presentava come un piccolo e compatto castello di forma quadrangolare, ma come una vera e propria città con pianta rotondeggiante, dotata di propri statuti e autonomia di governo. Un vero e proprio centro amministrativo ed economico voluto da Padova per favorire la colonizzazione del territorio, compreso fra il Brenta e il Muson. Gravitando in orbita patavina, fino all'inizio del 400, Cittadella seguì le sorti della città madre, passando anche dalla signoria di Ezellino III da Romano, che vi costruì la terribile prigione della Torre di Malta, per poi entrare in un periodo di pace e stabilità con la fine della guerra di Padova e l'avvento della Serenissima, che ne determinò un'importante evoluzione del tessuto urbano anche fuori delle mura, con la nascita di fiorenti borghi. Quali sono i tratti caratteristici che contraddistinguono Cittadella dalle altre città murate del Veneto? Il territorio della regione Veneto vanta numerose città murate. Cittadella è una di queste. Cittadella è una delle 38 città murate della regione Veneto, ma solo qui a Cittadella abbiamo una particolarità che la rende unica nel suo genere, ovvero quella di avere un camminamento di ronda d'epoca medievale, di forma ellittica e completamente percorribile. D'epoca medievale significa che le nostre mura sono state fondate nel 1220 e di forma ellittica significa che, a differenza di tutte le altre città murate del Veneto che hanno una forma quadrata, poligonale o rettangolare, a Cittadella troviamo questo sistema fortificato circolare leggermente schiacciato ai lati e completamente percorribile. La caratteristica che probabilmente rende noi cittadellesi molto orgogliosi della nostra città è quella di avere un camminamento di ronda completo. Ci troviamo a 15 metri d'altezza, come vedete, sopra le mura della nostra città, da cui si ammira un panorama meraviglioso con una passeggiata di all'incirca 1,5 chilometri. Ecco che allora il turista che viene a visitare le città murate del Veneto altrove le può ammirare, le può guardare, fotografare dal basso, da una prospettiva normale, quella del centro storico di ogni cittadina, ma solo a Cittadella invece può salire sopra le mura e compiere questa esperienza che
che appunto la rende unica nel suo genere. Noi dell'ufficio turistico amiamo sempre ricordare ai nostri visitatori che venire a Cittadella è come camminare della storia, perché appunto solamente qui si può regalare quel qualcosa in più al nostro visitatore, ovvero quello di compiere questa esperienza unica. Oggi ci troviamo in terre ezzeline, ma cerchiamo di scoprire più da vicino di cosa stiamo parlando. Nel XIII secolo il Veneto era controllato dalla famiglia degli Ezzelini. Originariamente questa famiglia era conosciuta come i Daonara perché erano presenti nel territorio di Onara, quindi vicino a Tombolo, poco distante da Cittadella. Più tardi si sono spostati verso il territorio di Bassano, quindi verso nord, nel territorio di Romano. Per questo oggi sono conosciuti come i da Romano. Il membro più importante della famiglia era Ezzelino III da Romano, che era estremamente spietato nei confronti dei suoi nemici e infatti a Cittadella, che controlla dal 1237 al 1256, fa costruire la Torre di Malta, dove ci troviamo proprio ora. La stessa torre viene citata da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Nel nono canto del Paradiso egli incontra la sorella di Ezzelino, Cunizza da Romano, che prevede le disgrazie dei Veneti e condanna le loro colpe. Ezzelino, come ho detto, era estremamente crudele nei confronti dei suoi nemici, che trascinava per i piedi legati al ventre di un cavallo fino alla torre, da cui poi venivano fatti precipitare, dove restavano senza acqua e cibo fino a che non sopraggiungeva la morte. Oggi ci troviamo all'interno di questa torre, che è stata divisa in piani e adibita a diverse funzioni. Al piano terra c'è una sala adibita alle conferenze. Al primo piano, dove ci troviamo adesso, il museo archeologico, dove sono esposti reperti che vanno dall'età del bronzo fino al Rinascimento. Salendo ancora troviamo una sala adibita ai laboratori didattici, quindi per studenti dalla scuola primaria fino alle superiori. Salendo ancora troviamo invece il Museo dell'Assedio del 1318, condotto da Can Grande della Scala, che nel corso del XIV secolo aveva occupato il territorio del Padovano e quindi anche Cittadella. Salendo ancora, dal quarto piano possiamo accedere alla terrazza panoramica, che è a 30 metri d'altezza e permette così di ammirare Cittadella dall'alto e anche il suo circondario. Ricordiamo infine che il 2021 è l'anniversario della morte di Dante Alighieri, a cui la città è particolarmente legata appunto per la presenza di questa torre. Nella storia di Cittadella vi fu una figura femminile davvero rivoluzionaria per quei tempi. Chi era Violante Bentivoglio Malatesta? Violante Bentivoglio, moglie di Pandolfo Malatesta, era la signora di Cittadella. Pandolfo Malatesta, riminese, Violante Bentivoglio di Bologna. Cosa ci facevano qua a Cittadella? Venezia, che a quell'epoca possedeva questi territori, quindi anche Cittadella, era molto interessata invece al territorio riminese. Propone così uno scambio. Scambia i territori di Cittadella con la famiglia Malatesta, quindi Venezia possederà Rimini per qualche tempo e invece la corte dei Malatesta Bentivoglio si trasferirà qua a Cittadella, trasformandola in una vera e propria corte rinascimentale.
Violante Bentivoglio era una signora di grande cultura e mecenate di artisti e letterati. Chiamò qui appunto un artista dell'Emilia per far decorare il suo palazzo e la casa del capitano. Il palazzo pretorio così divenne una piccola corte affrescata in maniera magistrale e molto singolare. Vediamo qui nei modellini il pittore che si appresta a fare i disegni preparatori per gli affreschi che sono ancora tutt'oggi visitabili a Palazzo Pretorio. Violante Bentivoglio la vediamo vestita qui riccamente con un vestito di seta e lana di colore verde e un mantello rosso bordato d'oro che sottolinea il suo status sociale nobile. Proseguendo troviamo il suo sposo Pandolfo Malatesta. È anche lui riccamente vestito, però in abiti civili. Pandolfo Malatesta era spesso nelle sue battaglie e nelle sue campagne militari, quindi Violante Bentivoglio rimaneva spesso da sola a casa e doveva lei intrattenere i rapporti diplomatici con le famiglie nobili del resto d'Italia. Unica nel suo genere, ad oggi, la città murata di Cittadella rappresenta uno dei pochi esempi di sistema difensivo con camminamento di ronda ancora percorribile e che si presenta proprio come nel suo passato, consegnando ai suoi eredi moderni quell'ellisse irregolare da cui svetta la preziosa cinta muraria coronata da torri, torrioni e torresini che come uno scrigno fortificato cela un'area di circa 1,5 chilometri e che risulta essere divisa da 2 traverse perpendicolari che collegano le 4 porte con il centro, ottenendo uno spazio abitato articolato in quartieri e a loro volta suddivisi a scacchiera dalle peculiari e caratteristiche stradelle. Una particolare e meticolosa attenzione è stata riservata al mantenimento della secolare bellezza e integrità strutturale della cinta muraria che nel tempo venne più volte minata ma che arrivati ad oggi appare perfettamente restaurata, permettendo anche di percorrere il suggestivo camminamento di ronda che ancora più di un tempo riesce a regalare prospettive privilegiate. I 4 ponti, in corrispondenza non solo delle porte ma degli stessi punti cardinali, invece, ancora oggi mettono in comunicazione la cortina murata con l'esterno, rivolgendosi verso le vicine città e da qui Porta Bassano a nord, Porta Padova a sud, Porta Treviso ad est e Porta Vicenza ad ovest. Ed è proprio all'altezza delle porte che le mura, alte 14 metri, arrivano ai 30 metri dei torrioni posti a vedetta proprio di quelle sue 4 porte antiche. Quale aspetto della sua eredità di città murata rivive nel presente di Cittadella? L'aspetto che si rivive a Cittadella è sicuramente l'aspetto dell'epoca medievale. La cinta muraria che avvolge la città contribuisce con forza a questa unicità. Inoltre lo stesso nome Cittadella significa luogo fortificato circondato da mura. Le mura di Cittadella sono l'elemento che al meglio caratterizza il borgo cittadellese, che presenta comunque degli aspetti diversi rispetto all'epoca medievale, perché diversi edifici sono stati costruiti più tardi. Per esempio Palazzo Pretorio ha subito delle modifiche nel 1400, mentre il Duomo cittadino è stato ampliato nel 1700. Altri edifici sono stati costruiti ex novo, come il Teatro Sociale, che risale all'800. Come ho detto, però, sono le mura di Cittadella il punto focale, il punto più interessante della nostra città, e con esse noi cittadellesi ci identifichiamo. Originariamente però non avevano lo stesso aspetto che hanno oggi. Come possiamo vedere da questo modellino, il colore era diverso. Oggi
è un color rosso mattone, tipico appunto del materiale con cui è stata costruita. Originariamente invece era coperta di un sottile strato di intonaco bianco. Questo serviva per due motivi. Il primo era che il bianco rifletteva benissimo la luce, quindi era facilmente visibile a chilometri di distanza. Allo stesso modo, come si vede dal modellino, le pareti erano molto più lisce rispetto ad oggi e questo ha permesso ai soldati di difendere al meglio la città. Infatti, nell'eventualità che un nemico volesse scalarla, non aveva appigli, quindi era impossibile raggiungere la cima. Un'altra differenza invece è il fossato interno. Anche questo oggi non esiste più, però a quei tempi era un ulteriore punto di difesa, un ulteriore elemento di difesa. Quando c'erano gli assedi, i cittadini entravano all'interno delle mura e trovavano cibo, acqua e riparo, quindi attendevano la fine dell'assedio in totale comfort, potremmo dire. L'ultima differenza è appunto questo camminamento ligneo che si trova a 8 metri d'altezza. Oggi non esiste più perché il camminamento che fanno i nostri visitatori è ai 15 metri, quindi quello da cui le guardie svolgevano la funzione di controllo. Però questo serviva appunto sempre per le guardie per raggiungere la superficie. Per quanto riguarda il legame quindi con l'aspetto medievale del loro passato, i cittadellesi non vantano solo la presenza delle mura nella loro città, ma anche diverse manifestazioni che rievocano la vita a quei tempi. La prima manifestazione avviene il quarto weekend di settembre ed è organizzato dall'associazione Arme, Dame e Cavalieri. Si tratta della rievocazione Voci dal Levo di Mezzo e quindi volta a riproporre scene tipiche della cittadella medievale, quindi con villaggi, scene di vita del villaggio medievale, taverne per il ristoro dei visitatori, scene militari, accampamenti militari e addirittura si può assistere a un spettacolo di falconeria. Un'altra manifestazione che ha luogo a Cittadella, sempre legata al Medioevo, è la Fiera Franca. Questa ha luogo la quarta domenica di ottobre e propone bancarelle, giostre, ma anche la Fiera del Bestiame, quella che originariamente era stata istituita a Cittadella nel 1221. Ma arrivati ad oggi, qui a Cittadella, in che modo la cultura abbraccia l'aspetto turistico? Il camminamento di ronda sopra le mura di Cittadella non è solamente una passeggiata panoramica, è un museo a cielo aperto e quindi non solamente esterno ma anche all'interno di alcuni torrioni si possono visitare dei musei. Si comincia dalla Casa del Capitano, che è sede dell'ufficio turistico e che ospita una sala affrescata meravigliosa ed anche un museo delle armature in cui si possono vedere dei modellini, delle riproduzioni del sistema fortificato in epoca medievale. Si prosegue lungo il camminamento di ronda fino ad arrivare a metà percorso dove ci troviamo noi adesso. Siamo sopra la terrazza panoramica della Torre di Malta ed anche qui si possono fare delle visite all'interno di alcuni musei, come per esempio quello archeologico in cui abbiamo dei reperti addirittura antecedenti l'epoca di costruzione delle mura, e il museo dell'assedio. Quindi, come vedete, non è una visita, una passeggiata solamente all'aria aperta o di tempo libero, è una visita anche storica, culturale, in cui si possono ritrovare le radici e le tradizioni storiche di noi cittadellesi. Quindi a Cittadella davvero si può dire che la cultura e il turismo si sposano in un connubio perfetto. Il cinema ha più volte dimostrato di essere un prezioso alleato per la promozione di un territorio e la stessa città murata di Cittadella ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Ma ci racconti con quale iniziativa di successo? Cittadella è stata più di una volta protagonista di una pellicola. Il primo film girato a Cittadella fu negli anni 2000 con Mario Monicelli
che girò Come quando fuori piove. Protagonisti Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi. Nel 2018 venne girato un docufilm proprio su Violante Bentivoglio Malatesta dal regista Rocco Cosentino. Le scene sono state girate all'interno di Palazzo Pretorio e di Cittadella nel centro storico. Solo l'anno scorso invece l'ultimo film che è stato girato qui a Cittadella è stato presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia ed è il film Destini di Luminelli. Il regista Luciano Luminelli girò questo film con grande interesse anche per l'aspetto turistico del Veneto. Il film Destini infatti è stato girato a Cittadella, a Treviso, a Padova e in altri centri minori del Veneto. Cittadella inoltre è stata filmata dall'alto a volo d'uccello per più di una volta per far sottolineare la sua valenza turistica e culturale nel Veneto. Sindaco, sia alla sua amministrazione che a quelle precedenti si deve riconoscere il prezioso impegno per la valorizzazione dell'eredità di Città Murata di Cittadella, tanto che ad oggi si può considerare uno dei borghi medievali meglio conservati. Ma ci dica, come avete fatto? La storia del recupero di Cittadella parte da più di 20 anni fa. Siamo agli inizi degli anni 90, quando l'amministrazione comincia a restaurare le mura. Questa è la cosa principale, un restauro che è durato tanti anni, è terminato nel 2013, dove appunto è stato aperto il camminamento di Ronda al completo. Un investimento di quasi 15 milioni di euro, un investimento che ha visto soldi comunali, regionali, soldi dello Stato, soldi dell'Europa, quindi abbiamo attinto a tutte le fonti possibili e qui grazie a chi è riuscito insomma a raccogliere questi fondi in giro per i vari enti, siamo riusciti appunto a completare questo restauro. Diciamo che le mura sono il nostro contenitore, sono il nostro biglietto da visita. Poi è chiaro che attorno alle mura sono stati investiti tantissimi altri soldi in opere pubbliche, dal recupero completo di Palazzo Pretorio, che è il palazzo più bello di Cittadella, a una riapertura del teatro sociale, un teatro che ha compiuto 200 anni, dove viene fatta una stagione teatrale a livello nazionale con importanti attori appunto a livello nazionale, un teatro che si rifà un po' alla Fenice di Venezia, quindi noi lo chiamiamo appunto la piccola Fenice, fino a poi a tutta una serie di recuperi di palazzi dalla Torre di Malta che stiamo facendo e che continueremo a fare, come il Palazzo delle Associazioni, che diventerà a breve sede museale. Continui investimenti per far sì che Cittadella continui a crescere, diventi un punto di riferimento non solo per l'Alta Padovana, sotto l'aspetto turistico, culturale, ma soprattutto anche sotto l'aspetto del commercio. È chiaro che uno degli obiettivi che abbiamo come amministrazione da sempre è quello di cercare di far vivere la nostra popolazione, almeno in parte, con il turismo. E fino diciamo l'anno scorso, prima del coronavirus, i numeri erano in crescita esponenziale, perché pensate che solo sopra le mura sono arrivati circa 80.000 persone a visitare le nostre mura, persone che arrivano dal Sudafrica, dall'Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Sud America, Stati Uniti e naturalmente poi l'Europa con la Germania in testa. No, quel turismo lento a cui Cittadella vuole attaccarsi, quel turismo che vede il passaggio magari dei turisti per andare a Venezia o per andare comunque nei nostri mari o nelle montagne, dove Cittadella però si inserisce bene con le proprie culturali del territorio. «1220-2020». Questo è un particolare ed importante anniversario per Cittadella, è così? Cittadella compie 800 anni, è un compleanno che noi immaginavamo totalmente diverso, come potete immaginare anche voi. È 800 anni che dovevano dare un po' un ulteriore slancio a Cittadella sotto l'aspetto culturale e turistico.
due importanti mostre, una mostra che vedeva abbinato il Canova con il nostro Fanoli, una mostra poi che ci vedeva collegati con la città di Salonicco in Grecia, per passare poi dal campionato italiano di ciclismo su strada, cosa che per fortuna siamo riusciti a fare, alla manifestazione diciamo principale, che era quella del compleanno vero e proprio a giugno, con la banda dei carabinieri, con la presenza di tutte le autorità regionali, nazionali e naturalmente locali, e poi a tutta una serie di eventi a corollario, per passare per esempio dal Formaggio in Villa, che vede la presenza di circa 30.000 persone, ad arrivare poi alla nostra Fiera Franca con 100.000 persone, tutti eventi che purtroppo sono stati annullati causa coronavirus. Però ecco, non ci spaventiamo, nel senso che l'obiettivo è quello di recuperare il più possibile, quindi nel 2021 stiamo lavorando appunto per riportare a Cittadella questi eventi che abbiamo un po' messo da parte, dove la Regione Veneto ci ha dato un forte contributo, dove lo stesso Comune di Cittadella ha accantonato somme importanti. Era un anno impostato sul cercare di attirare persone da fuori Cittadella, da fuori regione soprattutto, e addirittura da fuori Italia. Vedi la mostra con Salonicco, che vedeva la presenza qui di opere dei musei di Salonicco, oltre alla presenza di artisti della città greca. Un tentativo diciamo di Cittadella, un inizio di Cittadella di espansione diciamo verso i confini extranazionali, per farci conoscere sempre di più. Cittadella ha bisogno del turismo, Cittadella ha bisogno che il turismo sia parte del proprio futuro, e quindi è chiaro che solo investendo in strutture, solo investendo in opere pubbliche, solo investendo in cultura riusciamo ad attirare persone nel nostro territorio. Come si immagina Cittadella nel futuro? È una domanda interessante, e io dico sempre che un politico, diciamo un amministratore locale, deve essere in grado di pensare a lungo termine, non ai 5 anni del proprio mandato o ai 10 nel caso del sindaco, nel caso di un possibile teorico rinnovo, ma deve pensare ai 20, ai 30 anni, deve vedere lungo. In questi ultimi tempi non è semplice ragionare nel lungo periodo, però io mi vedo una Cittadella che è cresciuta sotto l'aspetto principalmente culturale e turistico, una Cittadella che sia un punto di riferimento non solo per l'Alta Padovana, ma un po' per il Veneto, per determinati tipi di aspetti. Io mi vedo l'aspetto delle nostre mura, che diventerà comunque sempre più attrattivo, con il contorno dei vari musei. La mia idea sarebbe quella di avere la possibilità insomma di tenere qui il turista più di un giorno, magari con una card dove riesce a visitare le mura e a visitare magari 3 o 4 musei che vengono aperti a Cittadella, e in questo modo si riesce poi a far crescere anche quello che è il sistema dell'accoglienza, cosa che adesso a Cittadella è un po' carente. Vedo anche una Cittadella legata anche per esempio al mondo della musica. Noi abbiamo una scuola media con indirizzo musicale che è partita quasi 30 anni fa, e che da questa scuola poi sono partite tantissime altre scuole, addirittura stiamo cercando di aprire un istituto superiore, insomma, dove si possa insegnare l'arte di suonare uno strumento, e quindi a me piacerebbe, ecco, in un futuro magari che ci sia un auditorium che diventi punto di riferimento per concerti. È chiaro che pur mantenendo inalterato la caratteristica diciamo economica, che è quella legata un po' all'agricoltura, ma soprattutto alla piccola media industria, che vede comunque nel territorio di Cittadella e dell'Alta Padovana la spina dorsale dell'economia. Diciamo turismo, cultura è una branca di economia che si può agganciare, ecco, alla crescita di Cittadella. Ecco, mi vedo una Cittadella vivibile, come oggi, cosa che non è così semplice da fare, dove chi viene ad abitare o chi ci vive trovi la tranquillità di vivere in una città di 20.000 abitanti con tutti i servizi. Chiaro che non è semplice, perché mantenere i servizi oggi vuol dire avere risorse, avere gente che si dedica a questo,
però è l'obiettivo che deve avere qualsiasi amministratore comunale, una crescita diciamo sostenibile, una crescita che non vada a toccare più di tanto il territorio, che permetta di mantenere il verde, una crescita che comunque porti a vivere a Cittadella comunque altre persone che possano contribuire anche alla crescita economica del nostro paese. Diciamo che idee ce ne abbiamo tante, perché poi non sono le idee del sindaco, ma sono le idee di una squadra e sono le idee anche dei sindaci che mi hanno preceduto. Come è logico c'è tanto da lavorare e soprattutto tanto da andare alla ricerca come fondi. Città antichissime, resistite all'inesorabile logorio del tempo, raccontano di sé nello splendore del patrimonio custodito in tutte quelle città che seppero conservare e tramandare la storia, consapevoli del fatto che non si può guardare al futuro senza conoscere il proprio passato, un passato che nella città murata di Cittadella si fonde con fascinosa armonia con il presente, regalando all'immaginazione visioni sul suo futuro. E a 800 anni dalla sua fondazione, Cittadella appare come un gioiello ibrido che farà parlare di sé ancora per molto e molto tempo ancora. Ma dove sono finita? Ma non c'è nessuno qui? Forse... Scusate! Per Padova, da che parte? Per Padova? Da quella parte, ma vi servirà un cavallo. Ma tu... Ma voi... Ma ci conosciamo? Forse in un'altra vita. È tardi, è meglio partire. E ricordatevi la chiave. Ma quale chiave? Ah, quella chiave! Eccola! Ma dov'è finita? Ancora! È sparita ancora! Beh, a questo punto non mi resta che partire verso Padova.